banditi che hanno assaltato l'abitazione di Cavallino Treporti, ferendo il 33enne che cercava di difendere mamma, papà e nonna. Il giovane operato nella notte, uscito dalla terapia intensiva, ha perso molto sangue, almeno 3 gli spari in casa. Continuavano a picchiarci, poi mio figlio ha gridato: mi hanno sparato. Il racconto del papà colpito alla testa dal calcio della pistola al fratello di Alberto Biondo, una scena terribile davanti agli occhi. La mamma del 34enne: c'era sangue dappertutto. I nonni: all'inizio pensavamo uno scherzo di carnevale, abbiamo detto toglietevi le maschere. I banditi ripresi dalle telecamere, video al setaccio. La morte di Edoardo Bernardi sconvolge le comunità di Caorle, San Stino e Motta di Livenza. Il ricordo di chi lo conosceva e si pensa a una fiaccolata in sua memoria sul luogo della tragedia. I pronti soccorso in crisi, pubblicato l'avvio di Azienda Zero per ingaggiare direttamente i gettonisti negli ospedali del Veneto, corsa contro il tempo. Terzo mandato, dopo la frenata di Salvini la Lega potrebbe ritirare l'emendamento. Da Forza Italia le parole della ministra Casellati: giusto il limite, non un atto contro Zaia. Il porto di Chioggia aprirà ufficialmente la stagione delle crociere il prossimo 26 febbraio e punta a confermarsi scalo privilegiato per il segmento del lusso. Nel 2024 saranno gestiti oltre 30 scali. E noi iniziamo appunto con la cronaca, l'abbiamo visto dai titoli. Caccia ai banditi che hanno assaltato l'abitazione di Cavallino Treporti, ferendo il 33enne che cercava di difendere mamma, papà e nonna. Il giovane è stato operato nella notte ed è uscito dalla terapia intensiva, ma ha perso molto sangue. Vediamo. Appena ho aperto la porta mi hanno dato quel calcio della pistola in testa e da quel momento io istintivamente li ho presi e ho chiamato mio figlio che era sulla stanza in bagno e le ho detto: Alberto, dammi una mano, dammi una mano. Un incubo quello vissuto domenica pomeriggio dalla famiglia Biondo in via Pordelio a Caballarin, frazione di Cavallino Treporti. Alberto Biondo, 33enne, che vive nell'abitazione con i genitori, il fratello e i nonni, è stato ferito da un colpo di pistola per aver tentato di fermare insieme al papà Maurizio, 63enne, la violenza dei 3 rapinatori. In quel momento stava facendo la doccia, ma è accorso immediatamente, richiamato dalle urla e dai rumori della colluttazione fra i malviventi e i familiari. Quando ho tirato su mio figlio, i due che erano giù a terra sono scappati. Sono scappati fuori dalla casa, però è rimasto quello che era giù con la pistola in mano. E io da dietro istintivamente l'ho preso e l'ho tenuto duro finché potevo, ma in quel momento lui quel calcio della pistola faceva così, dietro mi dava i colpi tutti sulla testa, ero tutto pieno di sangue e dicevo a mio figlio: Alberto, dammi una mano, e in quel momento lui mi ha detto: no, non ce la faccio, mi hanno sparato e dopo io ho tenuto finché ho potuto e dopo, quando mi faceva male la testa, ho lasciato, lui è andato indietro e ha caricato la pistola e me l'ha buttata addosso e mi ha detto: se non stai zitto ti uccido. E ha detto: stai zitto perché ti sparo. Erano circa le 18:30 quando i 3 banditi col volto coperto sono entrati da questa porta che in quel momento era semi aperta, e da quel momento per la famiglia Biondo è iniziato il terrore. Al piano terra c'erano i nonni ottantenni, poi casualmente è scesa la mamma di Alberto che si è trovata i 3 di fronte. Io ero sulle scale che scendevo dall'alto, come arrivo dalla porta per andare in cucina, che era chiusa, questo mi abbraccia, erano in 2 e avevano la pistola. E io chiamavo Maurizio e lui: zitta. Mio marito ha sentito subito, è uscito e da lì si hanno preso loro e ha battuto la pistola in testa. Tanto sangue, ma quanto ne ha perso, perché col colpo la pallottola che c'era sulla gamba veniva fuori sangue continuo. È stato lo stesso Alberto, nonostante il dolore e l'abbondante perdita di sangue, a chiamare i carabinieri e i soccorsi, giunti sul posto poco dopo con l'elicottero che l'ha portato all'ospedale di Mestre, dove è stato operato al ginocchio. Dopo aver trascorso la notte in terapia intensiva, l'hanno trasferito in ortopedia e nei prossimi giorni sarà nuovamente operato per le fratture femorali. Se non l'avessero scaraventato sulle scale, ha raccontato ancora il padre, almeno uno di loro non l'avrebbe fatta franca. Alberto infatti è noto per la sua corporatura, essendo campione di bodybuilding, anche per questo non ha esitato a difendere la sua famiglia. Dopo averlo colpito, i 3, che sembra fossero italiani, anche se hanno parlato poco, sono fuggiti a piedi, a mani vuote. Hanno cercato di fermare una macchina con le pistole, ma
da quello che hanno detto, però la macchina ha accelerato e è andata via e dopo non so più niente da dove sono andati. Pensavano fosse uno scherzo di carnevale, sentiamo ora il racconto dei nonni. Io entrai in casa da me basso, dopo io andai da sola non ho visto più. Entrai dentro, dopo trovavo mio figlio e mio nipote che ha combattuto. Sono stati i nonni i primi a trovarsi faccia a faccia con i 3 rapinatori che una volta dentro al piano terra gli hanno fatto cenno col dito di stare zitti. Forse erano proprio loro l'obiettivo dei rapinatori, che poi invece sono stati sorpresi dagli altri familiari. Già era violento, era sì, perché era persone normali. Già era e gaito stai zitti e basta, qua pistola puntata. Poi i colpi di pistola. Non uno solo. E ne è ancora colpi di pistola. E già era 3. La nonna di Alberto credeva addirittura si trattasse di uno scherzo in maschera. Credemmo che fosse un scherzo, ma se fosse stata qui roba del carnevale, sa che già incappucciai e fortunai di avere chi ne cappia. Ma uno scherzo non era. Poche parole, racconta la nonna, a cui hanno dato alcuni colpi in testa, ma che forse hanno rivelato qualche dettaglio. Miei pare che cappia parlare l'italiano, però dopo che ha parlato parole solo, che ha detto sita, e che parole che mi pare di aver capito che ha detto Giovanni. In casa non c'era Gianmarco, il fratello minore di Alberto, che è stato subito avvisato. Ero a Jesolo con i miei amici e in quel momento in cui mi hanno chiamato io ho corso con una velocità incredibile a piedi per recuperare la macchina. Sono arrivato con la macchina qui nel nostro giardino, ho visto 2 ambulanze, 3 pattuglie dei carabinieri, sangue su tutte le scale di entrata, quindi non avevo capito ancora, non avevo percepito cosa fosse successo veramente. Nel momento in cui sono arrivato ovviamente ti senti anche un po' in colpa per non essere stato presente. Alberto non me l'aspettavo perché lui è come si può dire, un ragazzo molto introverso, molto tranquillo, anzi odia, diciamo, la parte del combattimento. Lui è un professionista dal punto di vista del bodybuilding, si allena tutti i giorni e quindi diciamo che la sorpresa per i delinquenti non è stata delle migliori, ecco. Mio padre allo stesso modo ha reagito con una forza che anche ancora adesso gli dico appunto la bravura e il coraggio che hanno avuto entrambi. Poteva andare peggio, poteva esserci scappare la tragedia. Ora è caccia ai rapinatori che sono fuggiti a piedi nella notte. I carabinieri di Cavallino e San Donà hanno passato al setaccio la zona fino a notte fonda anche con l'elicottero, ma al momento dei 3 non c'è traccia. Ed è dunque una comunità sotto shock quella di Cavallino Treporti. I filmati delle telecamere di videosorveglianza sono già in mano dei carabinieri. La zona coperta dalle telecamere di videosorveglianza e di filmati che riprendono i banditi sono già nelle mani dei carabinieri. Malviventi che potrebbero avere le ore contate. La comunità si è risvegliata sotto shock. Essendo una piccola comunità, Cavallino Treporti, ci si conosce un po' tutti. Ho ritenuto di andare a casa di queste persone per vedere se avevano bisogno di qualcosa e per sapere le condizioni di salute. Auspico che ci sia un miglioramento notevole del figlio Alberto, e ovviamente il papà è anche già rientrato a casa e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Un assalto che lascia una ferita fra i cittadini e soprattutto un senso di impotenza e paura. Preoccupazione però che ci fa anche ben sperare, essendo un territorio molto ben sorvegliato dal punto di vista delle telecamere, che possano esserci degli sviluppi nei prossimi giorni. Auspichiamo infatti che ci sia proprio, che vengano presi questi malviventi anche
anche per renderci tutti un po' più tranquilli. Il sistema di videosorveglianza è stato implementato negli anni e negli ultimi 3 l'accesso alle immagini ai carabinieri è diretto. È stato un via vai nell'abitazione della famiglia di amici, di parenti e vicini di casa che hanno voluto portare una parola di conforto, residenti che sono esasperati per queste incursioni, non con questa violenza e gravità, ci dice il vicino, ma di furti ce ne sono stati diversi. I carabinieri hanno detto: se entro, che sono in casa, io o loro non vanno fuori. Lei pensa di fare qualcosa, di mettere qualche sistema d'allarme di tiro? Sì, però lo faremo, ma tanto i buoi sono fuori adesso. Come ha dormito stanotte dopo quello che è accaduto? Sempre col cuore in gola. Fa un po' specie che tu vai a casa e ti trovi delle persone così armate, diciamo anche per i familiari, per le persone anziane che non sono abituate a queste cose, ti fa venire un po' di magone, insomma. È venuto a salutarli? Un saluto penso che possa essere di conforto in questi momenti. Ennesima morte sulle strade del Veneto, il ricordo di Edoardo Bernardi di soli 19 anni da parte di chi lo conosceva. Intanto si pensa già a una fiaccolata nel luogo della tragedia. Si pensa già ad una fiaccolata nella strada dove ha perso la vita a soli 19 anni Edoardo Bernardi. A dirlo Romina Ceccato, presidente dell'associazione Alba, che si è sentita nelle ultime ore con la mamma di Edoardo, Maria Celeprin, ancora sotto shock per la morte improvvisa del figlio. Una scia di luci per ricordare Edoardo e per porre ancora una volta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale dopo l'ennesima morte sulle vie del Veneto. Erano circa le 13:30 quando Edoardo stava percorrendo a bordo della sua moto un Honda CB 650R la strada metropolitana 59 che da San Stino di Livenza porta verso Porto Santa Margherita, località di Caorle dove si era trasferito da poco con la famiglia. Edoardo frequentava l'ultimo anno del liceo economico sociale al Marco Belli di Portogruaro, dove a giugno si sarebbe diplomato. Quando alcuni docenti sono entrati nelle loro classi per fare una classica lezione, hanno visto studenti piangere, lì abbiamo capito quanto lui all'interno dell'istituto fosse conosciuto. Sapeva intessere buone relazioni, belle relazioni, era un ragazzo di compagnia e viveva la compagnia in modo sano. Edoardo era schietto, era una persona genuina, sincera. Quando lo guardavi, quando lo vedevi, riuscivi a capire chi lui era. Questa mattina in classe i compagni e amici si sono raccolti attorno al banco di Edoardo, rimasto vuoto. Ognuno di loro, penna alla mano, ha scritto un suo ricordo. Con gli studenti oggi abbiamo fatto un'attività un po' terapeutica, ecco, se così si può chiamare. Quando ci siamo incontrati questa mattina, ovviamente il pianto è stato un po' l'accoglienza. Ne è uscito fuori un ritratto di Edoardo, giustamente vissuto da loro come un grande amico, una sottolineatura che molti hanno fatto e direi molto importante, che nei momenti in cui loro potevano trovarsi in difficoltà hanno trovato in Edoardo una persona con la quale ci si poteva confidare. Appassionato delle due ruote, per molto tempo aveva frequentato la società sportiva di ciclismo Mottense, praticando per anni anche da agonista. Sono scosso anch'io. Lui ha iniziato con noi da giovanissimo, con la Mottense, ha fatto 2 anni di esordiente, 2 anni di allievo e poi ha deciso di smettere a correre. È a bordo della sua bicicletta che la società lo ricorda con un post commosso. Tante le persone che sotto hanno lasciato una parola di conforto, anche la famiglia sconvolta dal dolore. Lo legava la marca all'attività di cui il padre è un socio, il pub ai Templari di Susegana, dove ogni tanto lavorava. Ancora da definire la data dei funerali. Cambiamo argomento e parliamo dell'emergenza medici, perché sono solo 20 giorni per trovare circa 100 medici disposti a lavorare nei pronto soccorso del Veneto come liberi professionisti. È il senso dell'avviso predisposto oggi da Azienda Zero in attuazione della delibera regionale pubblicata venerdì scorso, che prevede di lasciare gradualmente scadere i contratti in corso con le imprese di fornitura del personale. L'obiettivo dichiarato è quello di procedere direttamente agli ingaggi con i singoli gettonisti secondo tariffe calmierate che vanno dai 40 euro per gli specializzandi agli 80 per i specialisti. Si tratta di una vera e propria corsa
contro il tempo. Noi ora ci fermiamo qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3, proseguiamo con le notizie e passiamo alla politica. Terzo mandato dopo la frenata di Salvini, la Lega potrebbe ritirare l'emendamento da Forza Italia, le parole della ministra Casellati. Giusto il limite, non è un atto contro Zaia. Forza Italia non è favorevole al terzo mandato. La ratio del terzo mandato è la concentrazione di poteri per troppo tempo. Il problema è che, siccome sono veneta e si parla di Zaia sicuramente è un buon governatore, è riconosciuto a livello nazionale. Purtroppo non stiamo parlando di lui, stiamo parlando di una regola di carattere generale, per cui questo è il punto. Nulla di personale, non si tratta solo di Zaia, fa intendere la ministra Casellati, che così ribadisce il no espresso dal segretario forzista Antonio Tajani al terzo mandato per i presidenti di regione. Non un dettaglio, visto che la posizione fa a pugni con l'emendamento di segno opposto presentato una settimana fa dagli alleati della Lega, definito salva Zaia, non certo in maniera distensiva, anche dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Casellati, da titolare del Ministero per le Riforme, non chiude però al dialogo. Stanno riflettendo i partiti di maggioranza su questo, c'è proprio in commissione un emendamento della Lega, vedremo un po' quale sarà il punto di caduta. Punto di caduta che rischia di diventare di rottura, anche se lo stesso Matteo Salvini nel weekend ha rivelato che non sarà questo emendamento a far litigare il centrodestra. Penso si possa parlare con molta più tranquillità dopo le europee, ha aggiunto nelle scorse ore il presidente friulano Federica. Da Venezia, l'altro Matteo fa intendere come la partita sia soltanto all'inizio. Salvini sta facendo questa battaglia per il terzo mandato, ma in realtà la Meloni vuole mettere le mani sul Veneto, vuole mandare a casa Zaia, e quindi la discussione che si sta svolgendo oggi a Roma è una discussione non sul terzo mandato, ma sui rapporti di forza tra Meloni e Salvini. E io non escludo che dopo le europee possano anche litigare, magari arrivando, se non ci sarà il terzo mandato, a due candidature diverse. Trasporto pubblico, a Chioggia è saltata la commissione convocata per oggi, concordata con ACTV. Annullata la commissione convocata per oggi a Chioggia per discutere delle difficoltà del trasporto pubblico locale con carenza di autisti, perché, si legge nella lettera inviata da CTV al sindaco Armelao, l'azienda ritiene opportuno non intervenire per lasciare maggiore libertà di discussione. Il nostro contributo al momento è poco significativo, scrive Seno. Motivazione che il consigliere Dem Montanariello fa rientrare in un'inadempienza del comune così grave da rendere inutile la presenza dei vertici a CTV. Non ha ancora deciso di fare un progetto per rendere il servizio urbano di Chioggia sostenibile, con l'aggravante che nell'ultima delibera dell'ente di governo, alla presenza del sindaco Armelao, con Città Metropolitana e Comune di Venezia, si era preso un impegno nel deliberato col sindaco in persona di portare entro settembre 2023 un progetto di sostenibilità del servizio urbano di Chioggia, cosa che non è avvenuta. Il sindaco Armelao però sostiene che la questione autisti riguardi ECTV, ma Montanariello spiega. Per mantenere il servizio in house, quindi in casa, fatto da una propria azienda, bisogna che un minimo del 10%, come prevedono i decreti legge, sia dato all'esterno per poter mantenere il servizio in casa in house, cosa che il comune di Chioggia non ha fatto. Cosa comporta questo? Che a CTV si sobbarca un 10% in più del servizio. Il comune di Chioggia non fa l'unica cosa che deve fare, ovvero smettere di fare le proroghe, decidere di costruire un servizio sostenibile, e una volta che ha deciso di costruirlo, come? Trovando risorse, trovando compensazioni o costruendo e cucendo un servizio che sia a misura e dimensione di città è sostenibile, deciderà dopo in terza battuta se metterlo in gara o tenerlo in house con ACTV. Quello che il sindaco Armelao sostiene di voler fare una volta scaduta la proroga ai primi di marzo, con la convocazione di una nuova commissione. Rimaniamo a Chioggia perché è stata presentata questa mattina la nuova stagione crocieristica. I numeri confermano gli ottimi risultati del 2023.
quindi sono confermate le 3 grandi compagnie di lusso che scalavano qui a Chioggia. Avremo anche per il 2024 circa poco meno di 50.000 passeggeri che arriveranno qui a Chioggia, con un numero di toccate attorno alle 33 toccate, diciamo, di punto nave. Presentata la stagione croceristica a Chioggia, il porto aprirà ufficialmente il 26 febbraio con l'arrivo di Viking Saturn, puntando a confermarsi scalo privilegiato per il segmento luxury. Una crescita resa possibile grazie agli investimenti realizzati da Venezia Terminal Passeggeri. Una conferma a tutto il settore, diciamo, croceristico, portuale, di come un'iniziativa che è nata nell'arco del 2022 sia stata poi confermata e sia stata fatta crescere. Dall'altra si dà conto di come la destinazione Chioggia, che poi è il titolo anche del progetto che noi abbiamo realizzato l'anno scorso, stia crescendo consapevolmente e in modo coerente con la tipologia di traffico che arriva qui attraverso le crociere. 3 le compagnie, per il 90% di provenienza extraeuropea, con Stati Uniti, Australia e Canada a guidare i principali stati di provenienza. Gli itinerari proposti sono principalmente di tipo aperto, con imbarco a Chioggia e sbarco in un altro scalo, e prevedono una durata dagli 8 ai 13 giorni nel mare Adriatico o lungo la direttrice Adriatico-Mediterraneo orientale. Un'opportunità per Chioggia. Perché, come è stato dimostrato, i turisti prima di partire con la crociera da Chioggia arrivano in città anche 2 o 3 giorni prima, quindi soggiornano nella nostra località balneare, nel nostro centro storico o anche a Sottomarina, quindi un'opportunità non solo per gli hotel e per i B&B, ma anche per ristoranti, baccari, bar, negozi. Ovviamente ho saputo anche che dei negozianti hanno assunto del personale in più proprio in vista della stagione croceristica. Io vi ringrazio per essere stati con noi, una buona serata. Ora al meteo. Arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Previsioni per martedì 20 febbraio. Sul Veneto tempo buono grazie alla presenza dell'alta pressione. Nuvolosità variabile fino al primo mattino con qualche addensamento, in seguito cielo poco o parzialmente nuvoloso con ampi spazi soleggiati. Foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature stazionarie e miti, minime tra 4 e 7, massime su 14-15 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia di primo mattino cielo nuvoloso, poi via via più sereno. Di notte possibili foschie o nebbie su bassa pianura e costa. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime sui 13-15 gradi. Sul Trentino Alto Adige ampio soleggiamento ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 0 e 5 gradi, massime sui 15-16 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.